Hola, che tal? Ciao, sono Ignazio Murru, ho 54 anni e sono un maestro di bambini della scuola dell'infanzia di 3-6 anni. Faccio il maestro di musica, di chitarra e sono un etnomusicologo. Mi piace studiare le musiche della tradizione della Sardegna e anche la poesia. Allora, dovete sapere che in Sardegna abbiamo tantissime forme di poesia improvvisata, quella che non si scrive ma si deve inventare a repentina, per esempio, de repente, quindi bisogna improvvisare. E ogni territorio della Sardegna ha delle sue specificità. Se noi prendiamo la poesia del centro-nord Sardegna, quella che va di più, troviamo la poesia a ottava, sono 8 versi con rima alternata A, B, A, B, A, B e un distico CC. In 8 versi i poeti sono bravissimi, riescono a dire delle cose molto importanti usando parole molto belle da sentire, quindi anche melodiose, però possono anche dire le cose più brutte di questo mondo, più forti di questo mondo. E il poeta più bravo è quello che riesce a argomentare cercando di mantenere il suo ruolo più forte rispetto a quello degli altri poeti che sfida. Invece nella parte sud della Sardegna abbiamo Sumutetu Longu, che è molto difficile da cantare, bisogna fare le rime con tanti versi e soprattutto bisogna girare i versi. Ora, io sono amante di un'altra forma poetica che si chiama arrepentina, appunto cantare de repente, ed è bellissima, solo che è molto complicata da spiegare. Una cosa vi dico, se volete vi posso mandare delle arrepentinas, così potrete vedere come sono fatti gli schemi, forse è più facile così. Allora, in Sardegna, come immagino in Galizia, abbiamo il problema della lingua che piano piano non viene parlata da tutti. Una lingua che scompare è segno che scompaiono tanti altri aspetti della cultura di un paese e di una regione. E quindi io come insegnante, visto che ho la fortuna di lavorare con bambini piccoli, faccio in modo di insegnare ai bambini e di farli giocare con la musica, le parole, quindi la poesia e i canti, quelli facili per bambini piccoli, e che sono i canti della tradizione che anche io ho imparato da piccolo e i miei genitori hanno imparato da piccoli. Ci sono tante rime in questi canti e spero sempre che i bambini, quando tornano a casa, facendo sentire i canti che imparano a scuola o le poesie che imparano a scuola, possano far venire di nuovo l'interesse nei confronti dei genitori. E quindi io credo che un bambino che parla la lingua sarda, e io sono maestro di lingua sarda anche, può aiutare i genitori a capire quanto sia bella e quanto sia importante parlarla, perché una lingua non deve essere solo bella, deve essere utile, ci deve servire per comunicare, e la lingua sarda ha tutte le parole per comunicare tutte le cose che comunichiamo in italiano, in spagnolo, in inglese, in tutte le altre lingue del mondo. Señora María, Señor Manuel, castañas asadas, eleite con él, eleite con él, eleite con él, Señora María, Señor Manuel. Allora, Trallallera ve lo spiego brevemente. Quello che vi canterò è formato da un distico, cioè da 2 versi, e altri 2 versi. Le rime sono A, B, A, B. Però a volte il secondo verso, cioè sempre il secondo verso deve rimare col quarto, a volte il primo col terzo non rimano bene, si dice che facciano assonanza. Sentite un po', Ah, e poi c'è il ritornello, mi stavo dimenticando, che fa così. Trallallera, lera, 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 trallallera, lera, lera, la. A subiccio cumiu, dinanta generoso, e quando non dubbio, mi viga su nervoso.
Tra la lera, 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 la lera, tra la lera, 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 la la.